Processione del Corpus Domini. La solennità del Corpus Domini, del Corpo del Signore, era giovedì scorso, ma domenica successiva, oggi, 19 giugno, si è fatta la processione, anzi che dopo un po' di, anche se faceva più un'iniziativa compagna, è stata fatta interparrocchiale, anzi intercomunità, quindi dalla chiesa di Sant'Ignazio del Celso ad Ugnano a quella di Santa Maria Nascente a Paderno. Tanta gente ha risposto, ha partecipato a questo rito, e ecco i fedeli che sono in cammino, e nella chiesa di Paderno si sono ritrovati appunto i fedeli, e oltre agli altri sacerdoti della comunità anche 3 fra i preti novelli della diocesi di Milano, che hanno avuto e hanno un rapporto con il nostro territorio, perché da sinistra Don Massimo Locatelli, che ha detto la sua prima messa al villaggio ambrosiano domenica scorsa, mentre Don Luca Rizzi e Don Nicola Bergamaschi, rispettivamente oggi a Paderno e ad Ugnano, perché in queste parrocchie avevano svolto il loro ministero come diaconi nell'anno pastorale appena concluso. La gente ha ringraziato e applaudito i sacerdoti novelli, e anche noi gli facciamo tanti auguri di buon cammino sacerdotale. Ciao a tutti.